Ok, approfittando delle attrezzature tecniche come Zoom, ho il piacere di avere con noi Fulvio Barion, che è vicepresidente Conf Imprese Italia, e non solo di questa associazione, ha anche la delega per il credito. Perché l'abbiamo chiamato? Perché abbiamo visto un articolo sul Gazzettino proprio di ieri, importante, dove si parlava appunto che la sua associazione sta facendo cose importanti e volevamo saperne di più. Intanto ringrazio per l'invito ecco, se mi è concesso vorrei chiarire un attimo alcuni punti. Allora, esiste uno strumento in Italia che si chiama microcredito, recepisce una direttiva europea del 2014 che appunto permette alle iniziative di poter partire. Questo strumento che è ancorato al fondo delle piccole e medie imprese dà la garanzia all'80% per un finanziamento che possa essere erogato a soggetti che vogliano partire, e qui mi riferisco alle start-up non innovative che sono in una sezione, in una loro sezione particolare, ma in generale a quelle strutture che per quel che riguarda le attrezzature e gli impianti, non solo, ma anche i primi mesi di stipendi finché non sono state prese le rotazioni, rientrano nelle provvidenze erogabili attraverso il microcredito. Allora questo è uno strumento che permetterà a più persone di poter accedere a quello che è l'attività imprenditoriale, perché 50.000 euro sono una somma che possono permettere qualcosa di importante. Uno vuole mettere su un bar, supponiamo, a parte il momento Covid, può avere l'opportunità, senza bilanci, ma solo con un'analisi di quella che è l'iniziativa, di accedere al finanziamento attraverso le banche convenzionate. Qui non si tratta di provvidenze a fondo perduto, sia ben chiaro, si tratta di accesso al credito e generare autoimpiego per quei soggetti che non potrebbero partire. Cioè, se tu vai in banca e ti dicono portami il papà se c'è una casa, oppure portami i bilanci se hai già un'attività avviata. Qui no, qui si va in banca, c'è un tutor, e nella fattispecie il sottoscritto è un master tutor, che seguirà l'iniziativa dall'inizio alla fine. La garanzia che viene data all'istituto di credito o al soggetto che andrà a coprire il finanziamento è nella misura dell'80%, perfettamente gratuita, da non confondersi con i consorzi di garanzia, perché i consorzi di garanzia fanno pagare la garanzia in quanto soggetti privati. Qui la garanzia è gratuita, non mi stancherò mai di sottolinearlo. A fronte di un finanziamento di 40.000 euro, l'intermediario finanziario si trova scoperto dallo Stato per il 20%. Quindi, in caso di default immediato, proprio nel momento in cui esce, l'importo esce, nello stesso istante va in default, la massima esposizione è di 8.000 euro, che è garantita dal soggetto richiedente. C'è qualche discriminante per ottenere il credito? È determinata dalla bancabilità del soggetto, cioè non ci debbono essere pregiudizievoli bancarie. La discriminante per poter accedere o non accedere è costituita dai seguenti fattori. Per tutti le ditte non debbono avere indebitamento superiore a 100.000 euro, un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 e un volume non superiore ai 200.000. Poi, se sono ditte individuali, non più di 5 dipendenti, e se sono società, non più di 10 dipendenti. Sia chiaro,
Sono ammesse ad accedere a questo tipo di garanzia tutte le società, sia di persona che le SRLS, cioè le società semplificate. Quindi le società a responsabilità limitata tradizionali, quelle non sono ammesse al momento. Possono partecipare a questo tipo di provvidenza sia i soggetti che vogliono partire, ma anche per esempio quelle piccole aziende che hanno meno di 5 anni di vita, che debbono fare per esempio un salto di qualità. Sono andati in banca con i loro capitali, potevano essere garantiti, supponiamo, per 20, 30 mila euro, 40 mila euro, adesso debbono comprare delle strumentazioni per fare il salto di qualità, sono 3 anni che sono aperti, la banca dice no, guarda, non c'hai sufficienti garanzie perché io ti possa finanziare, entra il microcredito e va a coprire la garanzia in modo che si possa sviluppare. Il finanziamento che viene erogato e va estinto nel massimo di 84 mesi al momento, finché non cambierà la normativa che si potrà arrivare a 120 mesi, perché diventa oneroso per una startup pagare una rata su 50.000 euro compressa nel massimo di 6 anni, 7, insomma, ecco, questo è lo spirito, ma questo è di là di venire. La prossima battaglia e per quel che riguarda avere tutte le informazioni relativamente a questo strumento, basta andare sul sito dell'ente nazionale microcredito